Rilanciare la flotta sarda per combattere il caro biglietti e la posizione dominante sul mercato del gruppo Tirrenia Mobi. A lanciare la proposta Ugo Capellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, che in veste di governatore fece approvare dal Consiglio regionale la legge istitutiva della flotta sarda, che il 15 giugno 2011 effettuò il primo collegamento con le navi di Monios e Scintu. Le navi sarde, scrive Capellacci, furono un'efficace arma di difesa contro il caro traghetti. La stessa antitrust ha accertato che determinarono un calo delle tariffe. Capellacci sottolinea come la flotta sarda riuscì nel miracolo di portare nell'isola centinaia di migliaia di persone a prezzi accessibili con personale e prodotti agroalimentari sardi. È sufficiente moltiplicare il numero di passeggeri per 100 euro spesi in media al giorno e per la durata media della permanenza per capire quali benefici portò all'economia sarda questa operazione che, secondo un'indagine di mercato, arrivò addirittura all'80% di soddisfazione. L'ex governatore punta il dito sul centro-sinistra che attaccò con l'esperienza di sovranismo e che venne bloccata alla fine dai burocrati europei. Gli stessi che non hanno mai avuto nulla da dire sulle cifre 10 volte superiori pagate dallo Stato ogni anno per la Tirrenia. Capellacci critica la posizione assunta dalla giunta regionale nei confronti dell'attuale sistema di trasporti marittimi, ricordando che nulla è stato fatto per contrastare il caro biglietti nonostante si sia di fronte al calo del costo del carburante. Poiché esiste ancora la legge sulla flotta sarda, è vigente e non è mai stata cancellata da nessuno, conclude Capellacci, per una volta gli esponenti del centro-sinistra dimostrino di essere dalla parte dei sardi.